Questo programma è offerto da Club di Più. Sei single? Club di Più è la tua opportunità di scelta. Cari telespettatori, un appuntamento come sempre quello del venerdì puntuale con i nostri amici dello SPI-CGIL del Veneto e affrontiamo diverse questioni estremamente importanti e interessanti. Come sempre voi siete gentilissimi, telefonate, fate bene a farlo oppure lasciate pure i vostri numeri telefonici. Noi vi metteremo a contatto con i referenti dello SPI, però vi ricordiamo sempre che ci sono tutti gli indirizzi che potete trovare nei siti oppure anche sull'elenco telefonico delle sedi provinciali dove possono darvi una risposta. Questo relativamente alle domande che ci sono state poste per quel che riguarda le situazioni pensionistiche. Quest'oggi con Daniele Tronco, ben ritornato qui con noi, della segreteria organizzativa dello SPI-CGIL del Veneto, grazie. E Gino Ferraresso, responsabile dipartimento contrattazione sociale sempre dello SPI. Affrontiamo delle questioni spinosette che non riusciamo mai a dare la risposta definitiva, non per colpa vostra, ma qui si tratta di cose che vengono portate in avanti troppo anche nel tempo, per cui ogni volta noi dobbiamo sempre aspettare che avvenga qualche cosa a livello governativo che purtroppo non c'è. Allora, quali sono le tante questioni che possiamo incominciare? Perché ce ne sono che bollono in pentola. Vediamo l'ordine di priorità. Allora, noi oggi in realtà ci eravamo preparati a una trasmissione, diciamo, di buone notizie, di good infatti news, volevamo. Di notizie, diciamo, utili alle persone, e anche perché siamo in un periodo, 25 aprile, 1 maggio, festività che sono per il mondo del lavoro, dei lavoratori, delle persone, diciamo, significative. Purtroppo però siamo costretti a dare ancora delle notizie che sono un po' problematiche per le persone. Faccio un esempio perché è un esempio di queste ore. Come si sa, lo Stato, il governo per meglio dire, ha introdotto un elemento che è l'ISEE, che è un indicatore economico del reddito della famiglia, per diciamo, determinare, per poter accedere ad alcune prestazioni di carattere sociale. Anche la recente normativa che dovrebbe entrare in funzione sulla povertà renderà necessario appunto la produzione di un documento che si chiama appunto ISEE, che il cittadino dovrà produrre alle autorità competenti, come in molti casi succede per esempio gli asili nido, per poter accedere agli asili nido e alle rette, diciamo, anche differenziate che vengono previste dai comuni, o all'assegno di cura che la Regione riconosce alle persone con gravi problematicità, e dentro ovviamente. Perché è stato introdotto l'ISEE? Ricordo che è stato anche modificato recentemente, perché ovviamente queste sono prestazioni che lo Stato riconosce a dei cittadini che hanno dei bisogni e che hanno soprattutto dei limiti di reddito, perché è veramente paradossale che noi eravamo, insomma, per il passato anche in presenza di situazioni dove venivano erogate queste prestazioni che costano alla collettività a tutti indistintamente dal loro reddito. Bene, questa è la premessa. Ma cosa fa lo Stato? Incrementa l'uso appunto di questo strumento, che poi passa attraverso cosa? Una domanda, una certificazione che viene richiesta all'INPS e che viene inviata dai CAF, da questi... Che una volta era quella che arrivava a casa per caso? Quella è un'altra questione. L'ISEE è una documentazione che viene richiesta, che parte dai redditi di quella famiglia, e che poi l'INPS elabora
e ti riconosce un certificato che poi praticamente ti autorizza a poter godere di queste prestazioni di carattere sociale. Bene, quindi da una parte abbiamo lo Stato che ti richiede, secondo noi anche giustamente, questa documentazione, dall'altra non prevede il fatto che c'è un intermediario, che in questo caso è il CAF, che deve questa documentazione produrla. Noi ormai è mesi e mesi che i CAF, tutti i CAF, lavorano in assenza di una convenzione tra loro, tra i CAF, che sono soggetti economici, e l'INPS, che è l'ente preposto per poter poi elaborare ed erogare molte di queste prestazioni o certificarle. Questa convenzione per darvi un'idea, in Italia sono circa 5 milioni e mezzo le famiglie che lo scorso anno hanno inviato ISEE per avere queste prestazioni sociali. Solo il recente provvedimento del governo di lotta alla povertà, che pure è un fondo abbastanza ristretto, però interessa, secondo le stime che sono state fatte, circa 400-500 mila famiglie. In assenza di convenzione, l'Authority dice che non è possibile accedere alle banche dati dell'INPS, dei redditi. Quindi di fatto dal 15 maggio i CAF saranno impossibilitati a poter erogare questa prestazione. Finora l'hanno fatto anche sotto costo, perché è una prestazione sociale, perché comunque finora si sono prestati anche in assenza di convenzione con l'INPS. E quindi ci troveremo, per paradosso, milioni di persone, centinaia di migliaia in Veneto, che a fronte del fabbisogno di avere questa documentazione, per avere appunto anche l'assegno di cura, per parlare degli anziani o per persone con handicap o con gravi problematicità, e che non potranno produrre questo ISEE perché non c'è nessuno che è in grado di farlo. Quindi è una situazione paradossale. Noi diciamo che si deve rimuovere questa posizione dell'INPS, del governo, del Ministero del Lavoro, perché si deve intervenire entro il 15 maggio, pena che avremo come minimo dei ritardi nelle erogazioni di prestazioni che in molti casi servono alla vita delle persone. Possiamo fare esempi di prestazioni così siamo molto concreti, che tante volte a noi i telespettatori chiedono estrema semplicità e chiarezza. L'assegno di cura viene riconosciuto dalla Regione Veneto a quegli anziani, adesso faccio l'esempio degli anziani, che peraltro ci riguardano un po' tutti, insomma, che è un assegno che la Regione riconosce a patto che ci sia un limite di reddito sotto una certa soglia e che si certifica attraverso l'ISEE, e la Regione riconosce dai 100 ai 200 euro al mese a queste persone che magari hanno la badante a casa. È una prestazione che non compete se vengo ricoverato in una struttura o se ho un periodo ospedaliero molto lungo che si riduce o si annulla. Questa è una prestazione che per molte famiglie fa la differenza, per molti anziani, magari famiglie che si sono assunte l'onere di tenere a casa la persona, che hanno anche una collaboratrice domestica che per fare dei lavori contano su questa integrazione. Teniamo presente che stiamo parlando di pensionati che hanno prestazioni sotto i 750 euro o comunque quindi persone che non è che stanno bene o che hanno possibilità di andare. Ma quello che volevo capire, i CAF non lo fanno più? Dal 15 di maggio, se il governo, se il Ministro del Lavoro, o meglio il suo braccio operativo, l'INPS, che a questo punto comincia ad assumere su molti argomenti decisioni anche a prescindere dalle decisioni politiche. Questo è un fatto molto grave, perché l'INPS è uno strumento di tutti noi, ci rappresenta perché è frutto dei versamenti,
ma che allora comunque il governo deve dire all'INPS che bisogna raggiungere un'intesa, che non è possibile che ci sia una vacanza di questa prestazione, perché questa cosa avrà una ricaduta molto ma molto pesante. Esatto. Chi altro può farla oltre questa produzione di questo ISE? Il privato cittadino può produrre? No, ci deve essere, può esserci altri diciamo associazioni oltre i CAF diciamo che possono interloquire con l'INPS, ma ripeto, in assenza di una convenzione. Oggi al momento non ci risulta che ci siano altre convenzioni, però bisogna fare una convenzione per stabilire, cioè non è che il singolo cittadino può autoprodursi questa documentazione, perché bisogna, diciamo, che sia certificata da un organismo. E poi immaginiamoci, cioè, già adesso abbiamo problemi con tutta questa digitazione forzata, che per molte persone non è accessibile, che rende... Ecco, voi state facendo qualcosa a questo punto per sollecitare, per evidenziare questo problema, oppure sì, certo, c'è stato un pronunciamento della Consulta Nazionale dei CAF, una lettera alla Presidenza del Consiglio, al Ministero del Lavoro, all'INPS, e stiamo sollecitando tutti i CAF di tutte le organizzazioni, non solo sindacali ma anche imprenditoriali, certo, anche le associazioni. Trasversale questo è un dato, tenete presente che poi in realtà queste sono prestazioni che, siccome come ho spiegato prima, non è che danno un reddito, perché il costo, diciamo, il costo industriale di produrre un ISEE è calcolato in circa 23 euro. Oggi l'INPS propone di darne 9, quindi vuol dire che uno che decide di fare un ISEE ha un costo industriale di 23 euro e un riconoscimento economico da parte dell'INPS, qualora facesse la convenzione, di 9 euro. Quindi vuol dire perderci ogni volta che si fa un ISEE la differenza tra 9 e 23 euro. Ma non è questo il punto è che tu, Stato, richiedi questa documentazione per erogare delle prestazioni e poi non hai lo strumento operativo per poter poi erogare questa prestazione. A pensare male uno dice vabbè, vuol dire che si faranno meno richieste di prestazioni. Posso collegarmi a Daniele? Allora, questo lavoro i CAF lo fanno per conto di qualcuno. E per conto di qualcuno vuol dire lo Stato, vuol dire le regioni, vuol dire i comuni, e quindi teoricamente, se non lo fa il CAF, teoricamente i cittadini dovrebbero andare direttamente dai comuni, dalle regioni, dallo Stato per pretendere queste agevolazioni, insomma, che sono previste dai comuni, dalle regioni o dallo Stato. O all'INPS stessa. O all'INPS stessa. Che mi viene da pensare automaticamente, non me lo dai, non me lo puoi dare, te ne vado all'INPS. Quindi diciamo che i CAF stanno facendo un lavoro, come è stato detto anche da Daniele, sotto costo, per garantire un servizio, e l'INPS tutto a un tratto si scopre che forse è utile diminuire i trasferimenti ai CAF perché forse c'è bisogno di risparmiare da qualche parte, ma così non si fa un risparmio, anzi si creano problemi ai cittadini che dovranno in qualche maniera o attendere per fare le pratiche, oppure rivolgersi direttamente agli enti per cui viene richiesta la prestazione. Andranno dal comune Pinco Pallino a chiedere l'ISEE per l'asilo nido. Siamo all'assurdo. Quanti comuni sono attrezzati per fare questa cosa? No, ma soprattutto quando fai un provvedimento contro la povertà, tipo che è stato tanto anche pubblicizzato, eccetera, sociale, finalmente dici qualcosa di utile, ma poi non dai i presupposti per poter accedere a questi provvedimenti. È un'incongruenza. Allo stato attuale, quindi cosa succede? Che fino al 15 maggio i cittadini potranno, quelli che hanno la prenotazione... Chi ha già prenotato per poter, perché i CAF svolgeranno comunque, anche in assenza di una convenzione, svolgeranno comunque la funzione, ma dal 15 maggio questa non si potrà più fare, anche perché c'è...
il convincimento che in assenza di convenzione non si potrà proprio materialmente poter accedere, perché l'autority per la tutela dei dati renderà impossibile l'accesso alle banche dati, perché voi immaginate adesso un CAF che accede lo fa sulla base di una convenzione, perché i dati fiscali miei non è che li può dare a qualsiasi, non è che arriva a uno qualsiasi, arriva Gino e interroga la banca dati dell'INPS e lui vede i dati fiscali miei. Gli deve vedere un soggetto che è autorizzato a farlo. Sì, no, infatti la cosa non è di poco conto. L'altra cosa che c'è, e anche questa, guardate, noi eravamo venuti qui oggi per dire, guarda, si parte dal 1° maggio, si parte con questa famosa app social o anche con l'anticipo pensionistico, che è una cosa che è stata frutto di una discussione niente male con il governo. Assolutamente. Ecco, io vorrei solo interrompere un attimo, siccome la cosa dell'app social secondo me è importante, e poi andiamo a rispondere a diverse mail che sono arrivate. Allora, direi andiamo in pubblicità, torniamo dalla pubblicità, ci supportiamo anche con delle slide che possono essere di aiuto e spieghiamo bene anche di che cosa si tratta, che cosa differenza app social, cioè un po' tutte queste cose che voi ci avete chiesto, che comunque rientrano un po' nella scaletta di quelli che devono essere anche gli interventi che dobbiamo fare. Tra pochissimo, dopo la pubblicità, aspettateci.